Cristo santo! Aprilo! Amico, siamo amici! Tu vuoi incolare me? Ma chi ti si incula? Noi siamo amici! Io odio Godzilla! Lo odio proprio! Lo odio! Però adoro Bruce Lee, lui è buono! È tanto buono! Ti prego, parliamone! Ti trovo delle mutande! Coraggio, si tratta di interni. Io conosco uno bravissimo con gli interni. Oh mio Dio! Ragazzi, ma che cazzo ok? Quello, io lo conosco. È il tipo del bagagliaio. Scendere dall'auto. Prego. Un momento, non scendete. È il tipo col piede di porco. Vale. Forza! Tu sei il prossimo, andiamo! Ok, d'accordo. Basta. Ma vai! No! Ai! Dove salame, il panzone! Il panzone! Calma! Io rivoglio il mio borsello! Cazzoni! Che è il borsello? Non è un borsello, è un saggio! È un borsello, ok? E voi preso a persona sbagliata. Un momento, e l'abbiamo preso a te. Sapete una cosa? Noi non ricordiamo assolutamente niente della notte passata, quindi aiutateci un pochino. A quanto pare vi siete conosciuti giocando a dadi. A te stava andando alla grande e lui ti ha seguito e ha vinto quasi 80.000 gradoni. Davvero, Quindi grande. Quindi è andata bene. Ha messo le fish nel borsello e voi ve lo siete preso. Non è nel nostro stile. Mio aveva dentro $80.000. Questo qua. Mio sì. Ci sono le mentine dentro! Che ne sta È solo un bambino anche se ha la barba! È ruffo perché panzone. Sì, si è chiaramente trattato di un banalissimo malinteso. Alan ha preso il borsello sbagliato, non è un dramma. Ok, se non è un dramma, perché quando io vi corro dietro lui fa strilli come pazzo e chiude me in bagagliaio? No, ho fatto questo. Sì, hai detto che era il tuo gnomo portafortuna e l'hai chiuso nel bagagliaio. È un vero sfazio. Fanculla. Se volete rivedere il vostro amico, portatemi i miei 80.000. Un momento, il nostro amico. Hai preso Doug? Voi sapete dov'è? Cosa? Doug! È lì in macchina! È lì in macchina! Doug, va tutto bene! Stai calmo, pizzetto! Ok, d'accordo, va bene. Che cosa volete? Ah, ora non fai il buono, qui pro qua. Merdina. Che? Oh, aspetta, sentite, scusate tanto, ma rimediamo subito. Alan, dov'è il borsello? Non lo so! Come? È in albergo, per forza! Sì, lo andiamo a prendere! Lo andiamo a prendere, sì! Anzi, ti possiamo fare una segna Li all'istante! segni contanti. C'è una persona lì dentro! Oh, dai, a Pisolino, andiamo? Fermo! Scusa tanto se t'annoiamo, eh! Tu hai rapito il nostro amico! Va tutto bene! Rapitore! Il nostro amico, quel ragazzo! Non te ne vai! Stop! Investimi! No! Ma che sei scemo? Portate i soldi a Big Rock, deserto di Mojave. Allah. Che Alba? Dico addio, figlio di All'alba dove? Panzone caputo di faccia. Tutto bene? Sì. Allora, abbiamo i soldi, 80.000 in contanti. Tirali qua, poi vi do Doug. Mi scusi, innanzitutto buongiorno. Non credo di sapere il suo nome. Mr. Ciao. Leslie Ciao. Mr. Ciao, è un piacere, io mi chiamo Stu e
e i miei amici e io gradiremo immensamente vedere Doug prima di darle i soldi per verificare che stia bene. Se lei è d'accordo. Ma certo, sono d'accordo. Oh, grazie a Dio. L'ho visto? Lui bene. Ora dammi i soldi. O lo ammazzo. E ammazzo anche voi, figli di puttana. E poi me li prendo uguale. A voi la scelta, bastardi. Dagli i soldi, Stu. Ok. Contare. Ci sono tutti. Liberatelo. Con calma. Ta-da! Ah! Cos'è, uno scherzo per caso? Che diavolo è questo? Lui non è Doug. Che cavolo stai dicendo, Willis? È Doug! No, mi scusi, Mr. Ciao, non è il nostro amico, Il Doug che cerchiamo è bianco. Ah! Te l'avevo detto che avevi sbagliato, gnomo giallo. Ah, Alan, in che cazzo di storia mi hai ficcato? Conosci quest'uomo? Sì, mi ha venduto quella roba tremenda. Come stai? Io ti ho venduto della roba favolosa, Aspetta. amico. Ti ha venduto lui il Rufilin? Il Rufilin? Io ti ho dato il Rufilin. Ma chi se ne frega? Dov'è Doug? Io sono Doug. Ti chiami Doug? Sì, sono Doug. Anche lui si chiama Doug. Classico malinteso. Andiamo. Ehi, ciao! Ci hai dato un altro Doug. No, mio problema. No, vaffanculo! Ora ci ridai gli $80.000 e te lo riprendi. Ti prego, sarà il vostro Doug. Oh, sì, ok. Certo, me la riprendo. Subito dopo che tu ti succhi questo mio grande pitone. Ah, che schifo. Che te ne pare? Addio, finocchi. Un momento. È un maniaco quello gnomo giallo. Ora l'ecstasy ce l'hai. No, non ce l'ho, Alexa. Maledizione!